Col sole, una mattina, ho visto come la vostra forza vi ha fermato, care case. Voi non andate da nessuna parte. Restate qui, a portata di mano, ma guardate lontano, via, laggiù, dove siete veramente fondate. Negli anni subito dopo la guerra l'incremento di questa zona, che era normalmente basata sull'agricoltura, ma le grandi famiglie nell'agricoltura dovevano trovare sbocco in altri campi, perché il frazionamento della campagna era piccolo, quindi per sopravvivere dovevano fare un altro mestiere. E lì è nata che i giovani sono diventati, tutti hanno appreso altri mestieri, quindi dall'edilizia in primario, il meccanico, il fabbro, altri settori. In quei tempi il lavoro era poco e quindi si imparava un po' il mestiere e poi si doveva emigrare. Io sono stato a scuola da 13 anni a 15 anni. A 15 anni già ho cominciato ad andare a lavorare. Io ho detto a scuola non vengo più. No, perché mi facevano sempre fare strichette, no? Però qua a scuola. E allora ho trovato un imprenditore lì del paese, ho fatto 4 anni con lui. Dopo sono partito, sono andato in Svizzera. Sono arrivato là, lì facevo solo come muratore in quei tempi. Dopo, andando avanti, sono andato in Svizzera, sono stato là 16 anni. Sono ritornato, ho trovato la ICO qua, lì che lavorava sul carrello di Portogruaro. Ho iniziato con loro e sono ancora con loro. Sono già, sarà 45, 46 anni, 47, non so quanti sono. Fino agli anni 50-51 non era niente lavoro qua. Dove ero andato io si faceva quei 2 mesi d'autunno per i santi e poi loro avevano anche campagna, si andava anche in campagna. Sì. E dopo ho incominciato verso gli anni 50, hanno incominciato le case popolari, allora si è incominciato a ingranare, a fare. In quegli anni il lavoro non era tutto l'anno, ma era stagionale, quindi si incominciava a Pasqua e ai santi si chiudeva, o a Santa Caterina, cioè lì. Cioè tutto quel periodo invernale andavano nel bosco, no? Andavano e anche l'emigrazione era così, no? Sì, i miei nonni, come li ho conosciuti, e i loro nonni, i loro padri, emigravano nei paesi dell'Est, come della Prussia, dell'Ungheria, in Germania, in Austria, e lì andavano per un anno alla volta o 2 anni e lavoravano lì come costruttori, che facevano dei costruttori, sì. La grande migrazione precedente era fornaciaio, no? Quindi legato sempre un po' all'edilizia, ma era un mestiere un po' più duro, prendevano bei soldi, ma era molto faticoso. Nelle fornaci lavoravano da un scur a che l'altri e naturalmente come per tutte le popolazioni che arrivavano dal sud, anche i friulani erano per le genti delle Germanie persone che venivano dal sud e li chiamavano in modo spregiativo Katzmachen, nel senso che facevano bambini, dicevano, come i gatti. Ma i gattini di ceramica, come questo, che è copia di un gattino che
è presente nel museo di Wilsbiburg, venivano venduti all'uscita delle chiese la domenica proprio dai bambini e dai fornacciai che li producevano per avere qualche soldo da portare a casa. Buia è conosciuta dappertutto per la produzione proprio di mattoni, di pianelle, di coppi. E questa è una storia che si perde nella notte dei tempi, in quanto ci sono le testimonianze sia materiali che testimonianze documentali, quello che si trova sui catasti napoleonico e anche quello austro-ungarico, che testimoniano la presenza sul territorio buiese di oltre 20 fornaci. E qui siamo proprio sul posto in cui c'era le vecchie fornasate, quella storica leggendaria di Buia, che è quasi diventata una leggenda, che è la fornace di Chiocchio, dei fratelli Calligaro Chiocchio. Ogni famiglia a Buia ha il suo soprannome. Si dice che fosse in opera ancora nel Settecento, se non prima. Tutta questa esperienza accumulata sul luogo e anche le prove che venivano fatte hanno consentito l'esportazione di una manodopera qualificata, prima nelle contrade dell'impero austro-ungarico e poi par tout le monde. Abbiamo fornaci di buiesi in Venezuela, li abbiamo in Australia e anche in Patagonia, insomma. Una delle figure che ha prodotto il Famadon a Buia è senz'altro la figura del Cappucciat, una figura del vero caporale che assoldava nel territorio friulano, soprattutto nelle lande più povere ed emarginate della bassa friulana, manovalanza a bassissimo costo oppure dome per bocchiade. Erano madri che affidavano i loro bambini a questi imprenditori, questi Akkordanten, come li chiamavano poi in Germania, per toglierli dalla fame. Sono andato in una città che si chiama Windsor, separa l'Ontario con il Michigan, che c'è Detroit dall'altra parte, è solamente l'acqua. Sono andato lì, per lì era un mio zio che era là e sono arrivato lì e stesso 2 giorni dopo che sono arrivato ho cominciato a lavorare, ho lavorato per un piccolo costruttore italo-canadese facendo dei blocchi, dei mattoni, questo e quest'altro, e poi andando avanti così, sempre con la volontà di fare, abbiamo cominciato a fare una casetta, io, mio fratello, mio zio, e lì la gente in giro ci vedevano e ci hanno incominciato a dare dei lavoretti così, e abbiamo incominciato così, facendo un po' di cemento, fare un po' di murature, questo, e così avevo incominciato. E io ho incominciato a 14 anni il primo impiego di lavoro con un'azienda artigiana nata proprio degli immigranti, di 2 migranti che rientravano dal Venezuela e che hanno deciso di partire e mettersi a fare gli imprenditori. E quindi abbiamo fatto la casa, che facevano la casa per un altro parente, sempre migrante. Abbiamo scavato le fondazioni, noi eravamo 3-4 ragazzi con la carriola, loro col piccone, poi abbiamo gettato anche tutto a mano
Mi ricordo bene che il primo getto che abbiamo fatto negli angoli, che erano scavati un po' più profondi, prima di arrivare, appena mettere il cemento, è arrivata la proprietaria con una manciata di soldi, no? Non so dove li aveva presi, erano soldi anche un po' vecchi, da diverse monete. In ogni angolo ha messo delle monetine e poi noi abbiamo gettato sopra, perché dovevano portare fortuna a chi faceva questa casa. Ecco, questa era una delle cose che abbiamo visto subito appena eravamo ragazzi. Poi la casa di una volta, cosa era? Abbiamo cominciato poi a fare queste case quadre così, ma una volta si faceva la casa una stanza. Ogni inverno, quando venivano a casa, tiravano su una stanza. Si chiamava la stanza di Pizzù, che era 3 stanze, una persona che altre. E poi avevano sempre un orientamento perfetto. Il nord era sempre il corridoio, davanti avevano tutte le stanze, no? Quindi avevano sempre la facciata rivolta a mezzogiorno, no? Cioè, e non costruivano dappertutto, in tutte le zone. Avevano anche questa qualità. Adesso si costruisce dappertutto, anche nelle paludi, no? Vedendo gli album non solo fotografici ma anche i disegni e i progetti di queste opere che ripercorrono alcune centinaia di anni, si vede un po' tutta l'evoluzione tecnologica nel settore delle costruzioni e specialmente per quanto riguarda il settore delle costruzioni idrauliche. Ovviamente parliamo di diverse tipologie di interventi, appunto nell'alta pianura friulana, quindi sostanzialmente dal Gemonese fino all'attuale strada cosiddetta napoleonica, che corrisponde un po' con la linea delle risorgive. Abbiamo opere di adduzione e distribuzione dell'acqua, per cui si è partiti da sistemi prettamente manuali di scavo di canali con mezzi, la pala e il piccone, tanto per essere chiari, no? Che però hanno segnato realizzazioni significative. Un esempio, il sistema derivatorio LED rattagliamento fu realizzato tra il 1878 e il 1882, circa 300 km di canali, tutti realizzati manualmente. Per quanto invece riguarda la zona della bassa pianura, la storia è un po' più recente, anzi più che probabilmente sicuramente, l'utilizzo già di un certo tipo di macchinari negli anni 20, anni 30 ha permesso di fare delle attività significative per la bonifica idraulica di tutta la zona della bassa friulana, che riguarda 2 zone particolari, una zona subito a ridosso della laguna per una fascia di circa 20 km che è tutta sotto il livello del mare ed è ancora attualmente sotto il livello del mare, per cui se il sistema delle idrovore, sono circa una 35 idrovore che costeggiano proprio il sistema lagunare da Lignano a Grado, e il cui funzionamento insieme a tutti i canali che ne conferiscono le acque permettono di mantenere, tra virgolette, all'asciutto tutta questa fascia a ridosso della laguna che è più bassa a livello del mare. Dopodiché, però, fino alla linea delle risorgive c'è tutto un sistema di gestione delle acque cosiddetto a gravità, perché le acque scorrono normalmente, che è stato così costruito e gestito con tecniche più simili a quelle dell'alta pianura. Ecco, per cui anche qui la manodopera numerosa è stata poi sostituita dall'utilizzo di macchinari sempre
più grossi e performanti e di tecnologie sui materiali da costruzione sempre più innovative. E quindi l'edilizia era divisa in diversi campi, no? Prima era il muratore, che era il super muratore, che faceva anche da capomastro, faceva tutto. Poi avevamo il manovale specializzato, che era quello che seguiva il muratore. Poi avevamo il manovale normale, che era quello che gestiva il cantiere, solo la pulizia del cantiere. Quindi erano diversi. Era divisa la manodopera nel cantiere. Perché se potevano ti facevano fare sempre il lavoro più manuale, no? Ti facevano portare la carriola, fare il cemento, che si faceva tutto a mano, eh? Tutto a mano, non erano betoniere, non era niente. Anche l'edilizia, per esempio, dove costruivano, all'RSA Longa, non so se facevano. Non erano né montecariche né niente, non facevano una grande scala di legno e con la siviera portavano su, sai che è la siviera, no? La bre, ecco, a portarmi su, dome la malta con la cedula. Quando è venuta il Montecarichi, pareva di essere milionari. Quando è venuto la betoniera e il Montecarichi, sure. Ogni azienda edile aveva anche la cementeria per conto suo, cioè diciamo il piccolo artigiano un po' grossetto aveva nel magazzino uno che gli faceva il pozzetto, che faceva il davanzale, questi qua, no? Tutte queste cose prefabbricatine che facevano, no? Le travi, no? Le scale venivano fatte quasi tutte fuori d'opera. Dopo si facevano diversi cornicioni, di tutto, allora quello era un lavoro più lungo, bisognava fare la sagoma col gesso, preparare tutti i modelli e dopo via dicendo. Dopo si faceva colonne per i cimiteri, col capitelli, ma moltissime. Fino si era arrivati a fare anche per le stalle i serramenti in cemento, no? Che non marcivano, no? Sì, tutti quei lavoretti lì, cornici di tutti i tipi. Dopo si è incominciato a lavorare anche i gradini, tutti in graniglia, no? Poi venivano levigati e portati, si faceva tutti i prefabbricati, no? Però mi ricordo io da ragazzo eravamo bambini e quindi eravamo 3, 4, 10 bambini in un cantiere. Ogni persona ne teneva 2, 3, li faceva correre, li faceva lavorare e quindi noi cercavamo non di imparare il mestiere ma di rubare il mestiere, perché bisognava essere molto attenti. Quindi. Perché era qualche anziano che si nascondeva anche. Per esempio per fare una sagoma, una cornice, se poteva sì, è verità. E se si andava nei paraggi, oh, di là che roba là. No, perdone. Quindi uno doveva guardare. Sì, rubarlo con gli occhi. Durante il giorno si lavorava, se veniva un temporale si doveva aspettare che passasse la pioggia e in tempo che si passava la pioggia si faceva qualcos'altro. Allora i chiodi che erano tolti, che erano storti, si drizzavano, si mettevano via perché venivano riusati. Questa è la caratteristica di quel tempo, che veramente si usava tutto, qualsiasi tavola. No? Non si segavano le tavole, ogni tavola doveva essere misurata e messa al posto giusto, no? Perché era scarsa diciamo, l'attrezzatura che si adoperava. Comunque l'edilizia è sempre stato un lavoro molto molto faticoso. Da noi ogni lunedì ragazzi 5-6 nuovi, il lunedì dopo non c'erano più. Perché era un lavoro? È un lavoro pesante, un lavoro duro. Era un lavoro pesantissimo perché non era piuma lì, era solo peso.
Siamo passati da questa evoluzione, quindi nel fare la fossa della calce in cantiere, a portarci le pietre, a spegnere la calce mettendoci l'acqua, quindi immaginatevi l'acqua che bolle in cantiere dove l'uomo mescola le pietre che diventano calce, no? Quindi c'è tutto lo spegnimento, c'è anche la maturazione di questo prodotto. Siamo passati da lì a quello che oggi si trova in commercio dall'A alla Z nell'edilizia, quindi parliamo dal sacco di cemento al sacco di colla, agli stucchi, agli utensili di lavoro, che una volta addirittura chi lavorava in edilizia era diciamo in uso a farseli perché non si trovavano in commercio come oggi, no? Diciamo che in questa zona in particolare l'edilizia era di una alta qualità di manodopera, cioè il muratore in questa zona sapeva fare un po' tutto, sapeva fare dal carpentiere al muratore, al cementista, no? un po' anche il ferraiolo, e in particolare intonacatori. No? Noi l'intonaco qua è stata una delle cose più belle che abbiamo avuto, perché avevamo un inerte che era la sabbia del tagliamento, che era una sabbia pulita, una sabbia, e non costava niente e veniva un intonaco formidabile. Il tagliamento è stato per questa zona, diciamo per noi, è stata una risorsa grandissima per la qualità del materiale, che era un materiale ben pulito, lavato. Non c'erano in quei tempi che lavavano le ghiaie, le sabbie, no. Era una sabbia naturale. Cercavano diverse zone, ma una sabbia naturale così perfetta, così buona, che permetteva, aveva anche un pochettino di grasso per fare anche l'intonaco, no? Ma che ci permetteva di fare queste cose qui veramente a livello. Adesso la sabbia, l'intonaco civile, la parte finita, non la prendono più nel tagliamento perché non vogliono andare in giro a cercare dov'è la buca o dove può essere, e arriva dal Po. E mi ricordo erano le persone che facevano solo quel mestiere, no? Che portavano prima coi cavalli, no? Quindi era un lavoro a mano, portare fuori coi cavalli, poi quando era fuori ricaricarlo per portarlo giù. Lo tenevano conto questo materiale? Il trasporto, quando mio papà faceva l'impresario prima della seconda guerra mondiale, e quindi i trasporti venivano fatti col carro agricolo. Mia mamma aveva una stalla di 2 mucche, di cui una veniva bardata come un cavallo, e partiva, mi ricordo, e io avevo 10-12 anni, quando si arrivava sotto la salita, per esempio qui di San Floriano, io andavo come a raccomandarle nell'orecchio per farle coraggio, no? E lei partiva tutto un trotto e non si fermava finché non arrivava sopra, perché se si fermava a metà non riusciva più a ripartire, no? E quindi i trasporti venivano così, insomma. Comunque è stata una bella esperienza aver avuto la possibilità di imparare tutte queste cose e tutte queste evoluzioni, no? Perché bisogna andare avanti, ma aver visto anche a come lavoravano i nostri vecchi. Cioè, ho lavorato anche dentro gli stampi di cemento che venivano fatti per fare qualsiasi tipo di prefabbricato. Questi erano gessini bravissimi che sapevano prima farlo in gesso e poi gettarlo, poi rifinirlo fino a che diventava uno stampo. Ormai invece non si fa più lo stampo così, si fanno in ferro, si fanno in polistirolo, si fanno in altre cose, no? Sì, diciamo un po' la prefabbricazione è andata avanti di pari passo con le macchine, perché senza le macchine, senza le autogru
che oggi sollevano 300-400 quintali, non si farebbero le case intere come intendiamo farle. Con il crescere dell'industria meccanica ha messo sul mercato a disposizione dei mezzi più economici e quindi accessibili anche a fare pezzi più grandi. E i pezzi più grandi si fanno e meno costano. Meno costano a farli, meno costano a montarli. Qui partiamo con gli elementi prefabbricati bidimensionali. Cosa vuol dire bidimensionale? Che hanno due misure, larghezza e altezza. Questo impediva, cioè questo obbligava a fare tanti pezzi e quasi tutti i lavori di finitura dopo montati. Anche la Torre Zanier, diciamo, no? O tutti i palazzi di Lignano, è una prefabbricazione limitata perché si faceva a pannelli. E quindi erano tanti i pezzi da fare, tante le giunzioni da chiudere sul posto e da saldare. Il problema che ci ha portato avanti con la prefabbricazione è il block volume, cioè il sistema tridimensionale, che però cementarli veniva a pesare troppo a cementarli prima, si doveva intonacarli sul posto. Per cui subito dopo sono andato dall'ingegnere Vendruscolo, che era il nostro calcolatore, e abbiamo visto insieme come fare per ridurre i pesi. Allora abbiamo risolto di ridurre il peso mettendo nella zona soggetta a compressione, anziché cemento di sabbia e cemento che pesa 25 quintali al cubo, cemento alleggerito di argilla espansa e cemento che pesa invece 11-12 quintali, e quindi siamo rientrati nei pesi possibili a gettare in stabilimento il block volume. E poi si è cambiato il sistema, cioè la casa a nastro, che in un solo getto si è fatto tutto il tubolare. Io sono del parere che chi prende un laurea di ingegnere o geometra dovrebbe venire mai 2 anni, non andare in ufficio a lavorare, sui cantieri a imparare. Dopo può andare in ufficio a fare disegni, fare conti, fare quello che deve fare. Ma prima deve imparare anche a lavorare. Quindi deve conoscere i materiali. Tutto deve conoscere, sì. Conosce i materiali, dopo quelli non ha grande importanza. Però la storia di un cantiere, da come si inizia e come finisce. si inizia fino alla fine. No? E loro riesce a percepire cosa vuol dire lavorare anche. Dove sono le problematiche, deve trovare magari lui la soluzione, perché a volte... Questo non è altro che uno schizzo per studiare un piccolo problema. Da questo, quando si è chiarito, si procede solo per dirgli il fabbricato deve venire in questo modo, insomma, ecco, fisso come questo per esempio. Ci stanno lavorando di là da 15-20 giorni, lavoreranno altri 15-20 giorni per completarlo, perché oltre a questo che è l'essenziale ci sono va completato, no? Con sezioni particolari che si fanno quando c'è qualche problema tipo questo, per esempio. Questo è un dettaglio, è la sezione trasversale di quella canna con delle opere provvisionali che vanno inserite per poterla realizzare.
Ho imparato tanto, l'ho usato tanto questo disegno, questo che ho imparato nella scuola San Daniele. Ti insegnavano le basi delle cose, ci facevi dei disegni di progetti, di casette, di questo, quest'altro. Mi hanno fatto a me copiare in matita, in penna, il Duomo, la facciata del Duomo di San Daniele e altre cose, la scuola dove eravamo, di farla esatta come era fatta e cercare di fare il disegno uguale. È tanta pratica, ma una pratica che mi è servita molto negli anni all'estero. Allora si nella scuola di disegno a Codroib e le vinciate tubero che 2 anni sono insegnati. E dopo, sa che è stato? Cominciavano i cartelloni al cine, no? Mularie, Cutuardis, quindi Sainz, io voglio dire al cine, no, quelle, e lì è stato finito. Cioè io avevo anche, ho ancora volontà di insegnarci alla gente, però non ce n'è, diciamo. No? Non ci sono, per conto mio non ce n'è poche adesso. Come italiani. Infatti adesso se lei va alla scuola edile a Udine, la maggior parte sono stranieri che vanno, sì, sono pochi i nostri paesani. Anche perché forse la retribuzione, il tempo. Dio, il tempo dopo. Una volta ci si adattava a tutto, adesso. Diciamo che il muratore polivalente in edilizia ha una capacità diversa dal muratore che ha fatto, non so, solo il carpentiere o perlomeno che ha fatto determinati lavori standardizzati. Il muratore polivalente che sappia un po' gestire, non dico la totalità delle problematiche in cantiere, ma una buona parte, è in grado anche di apprendere nuove tecnologie, di riuscire in qualche modo a recuperare quello che era già stato fatto in precedenza, perché ha le capacità e anche le conoscenze per poterlo fare. Molti dipendenti acquisiscono queste capacità anche con l'affiancamento. Se esistono nelle aziende ancora figure che possono tramandare in edilizia la loro sapienza, il loro modo di ragionare, il loro modo di fare, quello che hanno appreso negli anni e nel tempo. Questo però è un po' un problema, perché queste figure noi in edilizia le stiamo perdendo, perché non c'è una valorizzazione delle figure che possono arrivare alla pensione e magari vengono recuperate, è una brutta parola recuperate, ma vengono, diciamo, impiegate nel loro modo migliore per tramandare la loro esperienza ai ragazzi più giovani. E se lavora sempre con amore, lavora, e allora impara, se no non imparerà niente. È vero o non è vero? A livello nazionale ce ne sono pochi, parliamo di ragazzi italiani. Se andiamo invece su maestranze di provenienza di altri paesi, ecco lì potremo giocare una buona carta, perché nel futuro vedo che lì potrebbe esserci la possibilità di avere maestranze più formate. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, anche perché devono acquisire le capacità che magari in altri paesi non erano abituati a fare, ecco, a impiegare. C'è tutto un lavoro da fare, è un continuo lavoro, non si ferma mai. L'edilizia per sé è un cantiere aperto e continuo, quindi lì c'è un lavoro continuo da fare. In laboratorio c'è una crescita personale e professionale dall'inizio, quindi quando proprio devono con i ragazzi iniziare con l'ABC e quindi veramente a valutare la manualità dei ragazzi, la propensione, fino a portarli a compimento di un operatore edile qualificato in grado di essere apprezzato nel cantiere. In realtà al giorno d'oggi c'è sempre più necessità, visto il momento, vista la crisi, di acquisire delle competenze specifiche. Io dico di essere bravi nel proprio settore. Se uno riesce a essere bravo, competente nel proprio settore, non avrà problemi e verrà cercato. Già all'interno del percorso, in seconda e in terza, abbiamo degli stage in cantiere, dove i ragazzi vengono affidati al capocantiere e così riescono a vedere tutta la filiera produttiva.
dall'approvvigionamento dei materiali alla propria impostazione del cantiere, alla gestione della squadra di lavoro e anche alla lettura del disegno del progetto. Questo è un momento di crescita molto importante per i ragazzi, infatti quando rientrano molto spesso si vede un processo di maturazione in atto e ritornano cresciuti, oltre con le competenze ma anche a livello di mentalità, anche a livello personale. In pratica cominciamo con delle murature semplici, degli intonaci che cominciano a prendere manualità, che cominciano anche a prendere un po' di affetto con il nostro lavoro, perché arrivano dalla terza media che non hanno l'idea proprio di cosa succede qua. E poi andando avanti con la seconda, andando avanti con robe più complicate, faccia a vista, un po' di carpenteria, insomma i ragazzi cominciano già a prendere più affetto, e andando avanti con la terza poi che escono fuori facciamo carpenteria, scale, facciamo coperture, facciamo tracciamenti esterni. Quindi il fatto di aver fatto la formazione specifica qua da noi con anche una cultura sulla sicurezza dà un valore aggiunto ai ragazzi che entrano nel cantiere e quindi vengono apprezzati. Sì, chiaramente ogni tanto gli spieghi, gli racconti anche perché capiscano com'è stata l'evoluzione, perché adesso noi stiamo lavorando con prodotti che sono eccezionali. Colle, autolivellanti, prodotti rapidi, tutto quello che serve. Una volta il mondo dell'edilizia era tutt'altra cosa. Se hanno il momento della sbadattaggine stanno a ascoltarti quando racconti quelle cose lì, perché sono cose che li affascinano. Se gli racconti che si faceva la malta con la zappa una volta, ti dicono ma cos'è la zappa? Perché il giovane non sa cosa vuol dire fare la malta con la zappa. Sono le cose che ogni tanto perdi 5 minuti anche per raccontargli quello che è stato il mondo dell'edilizia, cosa abbiamo passato noi e cosa trovano loro adesso, tutto un altro mondo. È impraticabile per un giovane riuscire a fare quello che facevano i nostri padri, i nostri nonni. Mi riferisco per fare un esempio, a delle parti, non so, delle modanature in cemento o addirittura in pietra, perché abbiamo perso nel tempo gli scalpellini. Per esempio mi riferisco nella nostra zona a tutta la filiera di Cividale, tutti quelli che lavoravano la parte del mosaico nella zona del Spilimbergo, Maniaghese, eccetera. Tutti quelli che lavoravano nelle fabbricerie, nelle fabbriche dove facevano gli utensili per questi scalpellini e per questi mosaicisti, no? Perché venivano fatti appunto da ditte che lavoravano prettamente per far martelline o altri materiali che servivano per lavorare, queste particolarità. Noi diciamo sempre che il mosaico che è attuale non dobbiamo vederlo come un quadro appeso al muro, ma per noi il mosaico fa parte dell'architettura, fa parte integrante dell'architettura. Il mosaico è nato pavimentale e può avere anche un futuro pavimentale. Noi abbiamo sperimentato dei seminati alla veneziana utilizzando il vetro anziché la graniglia di marmo con dei risultati eccezionali. Questi sono i settori da battere. Per quanto riguarda poi il rivestimento,
Al di là del rivestimento delle grandi facciate, però noi abbiamo anche sperimentato, ad esempio, un rivestimento che potrebbe essere una specie di cappotto, cioè anche per risparmio energetico, fatto con delle formelle di polistirolo rivestite a mosaico. Altro settore è l'arredo urbano. Il mosaico non è solo bidimensionale, ma noi abbiamo dimostrato che è tridimensionale, con dei risultati notevoli, ma soprattutto, anche se mi ripeto, attuali. Perché oggi la professionalità del mosaicista non è il semplice poi fare, ma è anche un sistema imprenditoriale. La scuola, anche in questo campo, è unica. Teniamo in considerazione che è la più vecchia, la più antica istituzione scolastica in questo settore. 1922 non esistevano istituti, non esistevano centri per la formazione. Ed oggi porta avanti una tradizione del saper fare mosaico, rinnovandola e quindi innovandola. E oggi comunque si riafferma come il più importante centro internazionale. Basti pensare che qui abbiamo, adesso qui a Spilimbergo sono 22 nazionalità, quindi provengono un po' da tutte le parti del mondo, dalla Corea agli Stati Uniti, dall'Australia all'Inghilterra. Hanno un'età media di 24-25 anni, sono tutti diplomati o laureati che ormai hanno individuato proprio in questa arte, pur antica, ma che oggi si sta riscoprendo anche in modo veloce, proprio una loro strada per il loro futuro. Giorni fa abbiamo avuto in visita alla scuola, era la prima volta che veniva, la direttrice artistica dell'autorità dei trasporti di New York. Ecco, è lei che sceglie in qualche modo quelle che sono le opere che vanno a decorare la metropolitana, la stazione degli autobus e quant'altro. Ecco, lei è rimasta veramente esterrefatta da questa scuola, non si immaginava nulla di tutto questo. In particolare il mosaico che è stato fatto per Ground Zero, che non dimentichiamoci è lungo 36 metri, che è un'opera veramente imponente, ma questa parte della stazione non è ancora stata aperta. Siamo con l'impresa, forse diciamo con l'opera più famosa che almeno per il pubblico, la Freedom Tower. Per lei è questa la più grande soddisfazione della sua vita professionale, cioè delle opere realizzate, oppure ci sono altre che le danno più soddisfazione? No, questa è una cosa più monumentale. Questa è l'altezza, la bellezza, cosa è stato creato con questo disastro che hanno fatto. Ma del resto sì, io sono fiero di quello che abbiamo fatto, perché è una cosa, un italiano emigrante di tutto, arrivare a questo punto è anche un onore. Sono onorato per questo. E poi anche là e qua, specie qui nel Friuli, credono che sia un idolo, ma sono un piccolo costruttore, sono uno di quelli che mi piace lavorare, mi piace i lavori dove c'è il challenge dentro. Per me è una grandissima gioia, una vita piena, perché mi piace la costruzione e faccio quello che mi piace, e ancora lì, dopo 80 anni, sto ancora che faccio questo. Ho conosciuto a Bologna, dove stiamo facendo dei lavori, e un signore che dopo un mese che io ero là nel cantiere venne da me e mi disse:
perché non facciamo un'impresa assieme a me, lei e altri 2 che conosco me? E ho accettato, e da lì immediatamente ho preso tanti di quei lavori che non avete un'idea. Aeroporti, l'aeroporto di Roma, il nuovo, una gran parte l'ho fatto io. L'aeroporto di Venezia, idem, l'aeroporto di Rocchi del Giornale, ho fatto tutto. E quindi dopo ho cominciato a lavorare e ho lavorato per 20 anni in Italia. Ho fatto tutto io, Lignano, perché devi pensare che da Palmanova alla Tisana ho fatto l'autostrada. Sono sceso dall'autostrada, sono arrivato alla 14. Alla 14 dove c'è quella gran... Ho fatto il ponte ferroviario, ho fatto il ponte stradale e poi dal ponte ferroviario sono andato alle crociere. Le crociere di Latisana, poi Pertegada, poi Bevazzana. Le strade a Lignano, io credo che il 50% l'ho fatto io, il 60%. L'urbanizzazione idem, tutta l'urbanizzazione verso il tagliamento, che sono tanti di quei chilometri quadrati che mai ho fatto tutto io anche lì. E poi si trattava di fare dei lavori proprio in Egitto e ho accettato, e da lì è partito poi tutti gli altri lavori che ho preso, che prendevo i lavori come acqua dopo. Per poter competere con gli altri dovevamo eseguire le opere a perfetta regola d'arte e le nostre esperienze precedenti e diciamo la capacità di adattamento nostra ci permetteva di eseguire queste opere nei tempi, soprattutto che era importante i tempi, perché all'estero i contratti hanno delle grosse penali che vengono eseguite, non sono solo delle parole scritte su un contratto, sono delle cose che vengono rispettate, per cui era giocoforza mantenere i tempi e mantenere la qualità. L'impresa Cisa si è portata poi a costruire una grande opera in cui non solo era esecutrice materiale, ma era partner della Danieli, partner per le opere edili, cioè era responsabile della progettazione e dell'esecuzione delle opere edili in un ambiente dell'ex DDR, cioè comunista, della Germania orientale, con normative sconosciute, insomma, e in un clima sia politico sia meteorologico che è stato molto difficile. Quindi penso che sia stata un'opera in cui la Cisa ha fatto veramente un salto di qualità che poi le ha permesso di andare in Russia, avendo le conoscenze della Germania orientale, delle acciaierie, e poi di andare dove voleva, insomma, perché aveva le spalle già formate. Il primo imperativo era quello di completare il lavoro, di completarlo bene. E questo non solo i committenti lo sapevano, ma anche gli operai, cioè c'era veramente un senso di appartenenza e di condivisione dell'obiettivo da raggiungere. Comunque la versatilità degli operai friulani si manifestava anche nella capacità di insegnare alle maestranze locali. Esatto. Io ho visto degli operai carnici che, parlando in friulano e a furia di bestemmie, riuscivano a insegnare a tirar su i muri, a dare l'intonaco, a piantare i chiodi, con l'esempio, con la conoscenza della materia, anche senza conoscere la lingua, però sapendo il lavoro e sempre trattando i locali anche come persone. Sì, sì. Però noi abbiamo fatto 40 anni, ma mica a 6 ore al giorno, perché là si lavorava. In Libia i cartellini erano 300, 310, 320 ore al mese. In Russia 340 a 40, ore al mese. Gradi. Sabati, domenica non si conosceva niente. Il carretto lo tiravano tutti, lo spingevano e lo tiravano. Per cui i risultati sono venuti. Però
non è che fossero tutte rose e fiori, no? Abbiamo sudato, abbiamo bestemmiato che io non andrò in paradiso sicuramente, perché sinceramente ne ho dette tante, però insomma siamo arrivati in fondo e... Bello raccontarla adesso, però quella volta non era proprio così facile, no? Raccontarla adesso è un po' una storia vecchia, una storia dimenticata, un po' anche. Una storia che è diventata bella, anche col tempo rende bello. Insomma, lavorare non è bello, sì, tutta una famiglia, ma non è proprio un divertimento mai, insomma. In questi ultimi anni si è andata sempre più infittendo la parte normativa, per cui adesso costruire è molto più difficile di una volta dal punto di vista burocratico, ma c'è molto meno spazio per la creatività, la fantasia, la capacità di risolvere i problemi, di adattarsi alle situazioni locali. In questo gli operai friulani di quegli anni avevano veramente una marcia in più.